Viviamo in un tempo sospeso, in un mondo che sta cambiando pelle, in un mondo che sta facendo un salto. Emilia Romagna Teatro Fondazione, insieme a Unipol e a Rai Radio 3, hanno creduto che fosse possibile interrogare questo cambiamento a partire da 8 parole. 8 parole che sono coraggio, popolo, cura, generazioni, scuola, lavoro, confini, memoria. Etimologie. Mai come in questo momento c'è bisogno di parlare di parole. Parole importanti, le 8 scelte sono fondamentali. Parlare perché bisogna scavare, bisogna capire non solo l'etimologia ma anche i significati e gli sviluppi e gli impatti e gli impegni che ci sono dietro ognuna di queste 8 parole. Noi abbiamo usato un po' abusivamente questo termine etimologie, non è solo per un gioco di sceneggiatura che inizieremo sempre con una definizione lessicale, linguistica delle parole, ma è proprio perché tra le altre cose in questi anni, lo abbiamo visto, abbiamo bisogno di riappropriarci della chiarezza e per quanto è possibile della condivisione del senso delle parole. In fondo quello che sentirete dire da me rappresenta per certi versi la tradizione, no? Come ognuna di queste parole è stata rappresentata per l'appunto attraverso i dizionari del passato e del presente. Ecco, allora da lì può partire, credo, molto positivamente la discussione a proposito del post che evocava Marino poco fa. Ecco, Etimologie è un progetto che a partire dal linguaggio si interroga sulla realtà che ci circonda, sul mondo che ci siamo lasciati alle spalle e sul mondo che ci aspetta, e lo fa a partire da un teatro, ossia da un luogo che per quanto temporaneamente chiuso continua a essere casa di una comunità e luogo generatore di pensiero. Quindi buona visione e attendiamo veramente con tanto entusiasmo.